Eder. Mech. Pallister. All'attenzione di tanti tuoi colleghi che ancora dubitano sul mio rapporto amoroso con Lily come, ai lui, il marito. Si potrebbe rivolgere l'invito di muovere quei 2-3 neuroni che pullulano nei loro cervelli per porsi una domanda. Ma come facevamo a passare il tempo nei giorni 1 dicembre e 7 dicembre, durante le 6, sottolineo 6 ore che lei si è fermata in casa mia? Sottolineo che io mi reputo un uomo, maschio, e lei per me è stata una donna, femmina. Per loro beneficio ti autorizzo a girargli le nostre reciproche chiamate, 14 sue e 3 mie, nei 7 giorni di dicembre. Negli altri 7 erano fuori Trieste, solo SMS. Sergio intanto ha mandato una lettera in questura lamentandosi per quanto accaduto in questi ultimi giorni. Pressioni per chiudere l'indagine, non si vuole far emergere la verità. Pregiatissimo signor Questore di Trieste, a scrivere è Sergio Resinovic, il fratello di Liliana, la donna scomparsa il giorno 14 dicembre 2021 e ritrovata morta nel parco di San Giovanni in data 5 gennaio 2022. Sono stato contattato alcuni mesi fa da un investigatore. Durante il colloquio mi ha riferito più volte che la morte di mia sorella era sicuramente suicidio e che le nuove indagini non avrebbero approdato a niente. Tesi ribadita con insistenza anche ad altri miei familiari e a Gabriella Micheli. In questi giorni sono stato convocato in questura da un investigatore in merito al discorso del braccialetto. Costui, dopo avermi fatto vedere alcune immagini che riguardavano un reperto per capire se appartenesse o meno a mia sorella, mi confermava fuori verbale, con molta convinzione, che la morte di Lily era ascrivibile ad un suicidio. In procura mi avevano mostrato alcune fotografie del corpo di mia sorella, ma sempre quelle relative al lato sinistro. Successivamente ne ho viste altre, quelle che mi ha mostrato il primo medico di parte. Lily aveva segni sul dorso della mano destra, come se si volesse riparare da qualcosa, segni sulla testa, sull'arcata sopraccigliare, sullo zigomo, sul naso, labbro superiore e inferiore. La lingua morsicata, come quando uno ti dà un pugno o uno schiaffo, sul seno destro, sulla coscia destra e un ematoma nel lato sinistro dell'orecchio. Per la procura questi segni sarebbero stati la conseguenza di una caduta di Lily, suicidandosi. Io chiedo verità e giustizia. Per questo ho scritto e inviato questa lettera al questore. Colin, ho un grandissimo rispetto e una grandissima fiducia nella giustizia italiana e negli uomini della Polizia di Stato ed è per questo motivo che mi sono permesso di disturbarla. Al solo fine di evidenziare alcune situazioni che meritano di essere approfondite e capite perché noi, in qualità di persone offese, abbiamo tutto il diritto di ottenere, senza atteggiamenti viziati da preconcetti, verità e giustizia. Ai vari membri della famiglia che sono stati sentiti è stato detto da parte di tutti gli inquirenti che secondo loro si tratta senza dubbio di suicidio. A Silvia hanno addirittura detto che è meglio che una persona si vuole togliere la vita lo faccia lontana, perché se lo facesse a casa il marito o chi presente resterebbe molto impressionato. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.